tutto mi aspettavo, meno che il Presidente, che ringrazio veramente di cuore, riuscisse in poche parole a riassumere in modo così penetrante lo sforzo che io ho fatto di essere non un protagonista, ma una persona presente in questa società delle lettere e non solo delle lettere che esprime l'identità italiana. Oggi naturalmente parlerò dell'edificio in cui ci troviamo e parlerò di un personaggio in cui questi problemi che si agitano nel mondo di oggi sono già presenti in una forma che cercheremo di mettere in chiaro. Per capire fino in fondo il valore del Palazzo della Consulta, io pregherei di spegnere le luci perché è importante che chi ascolta nello stesso tempo veda, perché ho cercato di mettere insieme delle immagini a loro modo parlanti. Ecco, adesso forse c'è un po' troppa poca luce, ci vorrebbe... Così credo che va bene. Per comprendere tutto il valore del Palazzo della Consulta e apprezzarne le caratteristiche estetiche, bisogna vederlo nel suo contesto urbanistico, come una delle quinte dall'accostamento delle quali è nata una piazza che un turista di eccezione, il grande romanziere Stendhal, ha definito la più bella del mondo. In un capitolo delle passeggiate romane dedicato alla Villa Ludovisi, Stendhal scrive: al ritorno da Villa Ludovisi ci siamo fermati a lungo a Piazza Montecavallo, che secondo me è la più bella di Roma e del mondo. Gli sciocchi, dal gusto obbligato, le rimproverano la sua forma irregolare. Ad entrarci si ha di fronte la facciata del Palazzo del Papa, sorvegliato da 8 o 10 svizzeri seduti davanti al portone, a destra il Palazzo della Consulta, a sinistra una ripida discesa oltre la quale si intravedono i tetti di tutti i grandi edifici romani. Siamo sulla cima del Quirinale, pressappoco all'altezza della cupola di San Pietro, che si vede perfettamente dall'altro lato della città. Sottrarsi al gusto obbligato rivela in Stendhal un impulso di modernità. È la modernità, infatti, che ci ha insegnato a comprendere il fascino dell'irregolare, la complessità e la irregolarità che altrove approvano di rado nell'urbanistica, a Roma sono una costante, sono il risultato di un metodo che dopo la distruzione della città antica ne ha utilizzato le strutture, facendone raffiorare gli allineamenti attraverso la costruzione del nuovo, che reca così una traccia profonda dell'antico, una traccia fondante si potrebbe dire, perché spesso Roma, dopo la distruzione della città antica, ne ha utilizzato le strutture, facendone riaffiorare gli allineamenti attraverso la costruzione del nuovo, che reca così una traccia profonda dell'antico, una traccia fondante si potrebbe dire, perché spesso le mura delle rovine venivano utilizzate nella fondazione dei nuovi edifici. Qui vedete gli allineamenti fondamentali che hanno influito sulla costruzione della città. C'è l'Alta Semita, la strada diventata poi Via Pia e oggi Via del Quirinale. Ci sono le terme di Costantino, come vedete, che in parte occupavano lo spazio adesso occupato
dal Palazzo della Consulta. C'era il Tempio del Sole, oggi gli archeologi hanno scoperto altre cose, questa è una pianta del Lanciani che dà un'idea di quanto ciò che esisteva ha influito su ciò che è stato poi creato. Il Colle del Quirinale aveva ospitato in età imperiale diversi edifici monumentali. Le terme di Costantino, le ultime terme costruite nella città, erano protagoniste. Insieme a tante altre sculture, le terme ospitavano le statue dei Dioscuri attribuite a Fidia e Prassitele, che nel corso dei secoli erano rimaste in piedi in uno slargo e avevano suggerito il toponimo di Montecavallo. Lo slargo era circondato nel 400 da ville di nobili e letterati, tra i quali va ricordato Pomponio Leto e il Platina. La qualità dell'aria su questa altura poco abitata e la veduta in lontananza della città erano le principali attrazioni che verso la fine del Cinquecento resero impellente la nuova sistemazione urbanistica. E qui assistiamo, ricostruendola, a una avvincente partita a scacchi svoltasi nel tempo. La prima mossa è quella del cardinale Carafa, che si costruisce una villa e la cede in affitto a un altro cardinale, il cardinale Ippolito d'Este, collezionista di ville, tra le quali il primato spetta alla celebrata villa di Tivoli. Qui la prima mossa la potete individuare con il colore verde. La seconda mossa è quella di Gregorio XIII, che negli anni '80 del Cinquecento fa ampliare la villa del Mascherino, che realizza quello che è attualmente il fondale della Grande Corte, al quale Martino Lunghi aggiungerà l'altana che segnala la presenza del palazzo nel panorama della città. La terza mossa è di Sisto V, che qui vedete in azzurro, che decide di trasformare la villa in residenza papale e libera il Quirinale da un vincolo che aveva minato il suo sviluppo, la mancanza di un acquedotto. Domenico Fontana progetta gli ariosi portici laterali che inquadrano il prospetto del Mascherino e parte del palazzo che, piegandosi ad angolo retto, si allinea all'Alta Semita, una strada della Roma antica trasformatasi appunto in via Pia, per la quale Michelangelo aveva disegnato lo splendido fondale di Porta Pia. Con quella sensibilità urbanistica che lo contraddistingue, il Fontana completò la mossa del Papa, orientando verso il nuovo palazzo le statue dei Dioscuri, che si rivolgevano prima verso le dirute terme di Costantino e associandoli a una vasca monumentale che celebrava l'arrivo sul colle dell'acqua felice, felice per ricordare il nome di battesimo di Sisto V. La quarta mossa la fa Paolo V Borghese, che si preoccupa giustamente dei collegamenti funzionali e visivi del Quirinale con il Vaticano e con la città, senza dimenticare la presenza del suo palazzo gentilizio costruito sul bordo del Tevere. Marcello Fagiolo ha ricostruito proprio questa idea urbanistica di Paolo V, rimasta in gran parte sulla carta. Di conseguenza traccia l'allineamento della via della Dataria, che aveva come traguardo ottico la torre di accesso al Vaticano, disegnata dal Ferrabosco, e programma anche altri accessi vivari. Non va dimenticato che Scipione Borghese, cardinale nepote, cerca anche lui un posto sul terreno su cui sorgevano le terme di Costantino e ottiene dallo zio di poter distruggere quello che voleva, quindi le terme di Costantino sostanzialmente scompaiono e fa capolino invece il Palazzo Rospigliosi, che vedete proprio nella parte più bassa della planimetria, sempre con il colore rosa. La sesta timida mossa è quella di... un'ulteriore mossa, la quinta, è opera di Urbano VIII, che fa costruire al Bernini il baluardo che fa da cerniera tra la facciata del Palazzo Pontificio e il corpo di fabbrica che segue la salita della Dateria. Lo vedete in viola. Bernini tornerà ad occuparsi del Quirinale, osservando dall'alto la piazza delle finestre del Quirinale insieme all'amico Alessandro VII Chigi, e gli proporrà di inserire
i Dioscuri sullo sfondo trasparente di un portale, ma l'idea scenografica rimarrà nel cassetto. Scusatemi, qui c'è qualcosa. Ecco, questa è l'idea del Bernini, che avrebbe pensato ai Dioscuri sullo sfondo di questa porta gigantesca in cui spiccano, come vedete, i monti dello stemma chigiano. La settima mossa della partita a scacchi, quella che vedete in giallo, che conclude l'impresa con un programma ben preciso, è quella di Papa Corsini, che vuole costruire intorno alla piazza, oltre alla più salubre residenza dei pontefici, alcune strutture strategiche dello Stato della Chiesa, facendone una specie di Place Royale, solo che appunto la Place Royale, invece di essere come nella tradizione di impianto quadrato, ha qui questa forma dinamica e impressionante che piaceva tanto a Stendhal e che oggi siamo in grado in pieno di apprezzare come uno dei capolavori dell'urbanistica romana. In realtà altre due mosse si potrebbero aggiungere alle 5 illustrate. Questa è quella delle scuderie pontificie, che poi, come vedremo, sarà distrutta da Pio IX. Ecco, in realtà la prima è del pontefice Pio VII, che affida all'architetto Antinori la sistemazione definitiva dei Dioscuri e fa collocare tra le due statue un obelisco, divaricando leggermente le sculture, tocco magistrale che consolida il dinamismo delle quinte e impreziosisce la fontana con una antica vasca. L'ultima mossa però meglio sarebbe se non fosse stata mai fatta. Fu Pio IX a farla, incaricando il Vespignani di demolire le rampe delle scuderie e costruire un muro di sostegno e una scala in fondo a Via della Dataria, eliminando così quella specie di conca naturale descritta da Stendhal che rendeva il rapporto con la città così affascinante. Le cronache riferiscono che dopo aver visitato solennemente l'opera compiuta, il pontefice, perplesso, avrebbe chiesto all'architetto quanto sarebbe costato demolirla e rimettere tutto a posto come prima. A conclusione della partita a scacchi, giocata a distanza di secoli tra i pontefici, ma vinta, lo si può dire senz'altro, dalla città, possiamo dire che la irregolare sagoma poligonale deriva da un procedimento che ha informato per lungo periodo l'urbanistica romana, quello di tenere insieme diversi volumi e diversi allineamenti senza conflitti, collegandoli in un concerto armonioso fatto di variazioni e di assonanze. Il procedimento è quello che ho definito delle quinte cernierate. Il metodo che tende a sfruttare le irregolari angolazioni di strade e piazze, le linee spezzate dei profili stradali, per questi dialoghi pacati e non conflittuali tra facciate, per convergenze gentili, camminando lungo le strade che hanno questo tracciato, ogni facciata a un certo momento appare al centro della visione e acquista così una sua invidiabile centralità. Esempi tipici di questo metodo, che deve la sua origine all'antico tessuto medievale, difficilmente cancellabili, sono la via Monserrato, la via della Pace, la via dei Banchi Vecchi. Rispetto al progetto di Paolo V, quello di Clemente XIII, quello di Clemente XIII, che qui vedete appunto segnalato dal colore giallo scuro, è certamente più forte e maturo. Dopo le scuderie costruite da Alessandro Specchi per Innocenzo XIII, il Papa decide di trasferire sul Quirinale due funzioni governative: la segreteria dei brevi e la consulta,
e approfitta dell'occasione per collocare nel palazzo 2 guarnigioni militari, quella dei cavalleggeri e quella delle corazze. Il Papa evidentemente pensava di fare del Quirinale il centro amministrativo dello Stato Pontificio. Il Vaticano stava sempre più assumendo una funzione museale e la Basilica di San Pietro era il centro spirituale della Santa Sede, simbolo della sua universalità, il potere temporale, ben altrimenti circoscritto, già in crisi sotto tanti aspetti. Nella visione di Papa Corsini meritava un rilancio organizzativo e quindi una sede unitaria. Di qui l'idea non di ampliare il recinto della residenza costruendo una reggia sul modello delle monarchie europee, ma di raggruppare intorno a uno spazio pubblico i diversi organismi amministrativi. Nasce così appunto la Place Royale alla Romana. Come architetto dei Sacri Palazzi, Fuga riceve 3 incarichi che riguardano il Quirinale: il Palazzo della Consulta, la conclusione della Manica Lunga, la costruzione della palazzina del Segretario delle Cifre e il compimento dell'edificio delle Stalle Pontificie. Nella palazzina l'architetto toscano sceglie il tono minore, alla individuazione monumentale, e riprende la tradizione cinquecentesca delle bugne incolonnate, spegnendone però la tradizionale enfasi plastica. Nel Palazzo della Consulta scelte tutt'altra strada. Il tema, costruire ex novo la sede di un'istituzione laica, è inedito nella Roma papale. Bisogna, per trovare qualcosa di simile, tornare indietro fino al Palazzo di Giustizia che Bramante aveva iniziato per volere di Giulio II in via Giulia. Un sogno ambizioso, interrotto dalla realtà dei tempi, di cui rimangono quei frammenti di bugne gigantesche che appaiono oggi in via Giulia decisamente fuori scala e spaesati rispetto alla realtà moderna. È vero che pochi anni prima era stato inaugurato il Palazzo di Montecitorio, la città giudiziaria del tempo, ma in realtà si trattava di un palazzo gentilizio iniziato da Bernini per i Ludovisi, completato per la nuova destinazione poi da Carlo Fontana. Il Palazzo della Consulta è il fulcro della quinta mossa, che circoscrive definitivamente il vuoto della piazza e ne rivela fino in fondo il carattere. Uno spazio pensato per le cerimonie pontificie, affacciato verso la città come un balcone, uno spazio coinvolgente, spettacolare, teatrale. Fuga capisce che deve inserire sul palcoscenico non un deuteragonista, ma una quinta. Il suo allineamento non interpreta allineamenti della città imperiale, ma funge da raccordo tra allineamenti preesistenti, ripetendo quello del quattrocentesco Palazzo Vercelli. La quinta è un termine teatrale, oltre che musicale. La facciata del Fugo si impone alla vista per una visione di scorcio, proprio come avviene per le quinte teatrali. Pare che la parola quinta, affibbiata a questo elemento scenografico, derivi dal fatto che un tempo si utilizzavano per lo scopo dei prismi con 5 lati che a seconda dell'inclinazione permettevano di suggerire nel loro insieme 5 scene diverse. Gli schenoi del teatro alessandrino erano prismi rettangolari e sarebbero poi diventati pentagonali per soddisfare le esigenze dei drammi in 5 atti. Per chi percorre la via 24 maggio, la via del Quirinale, e si combina o via del Quirinale, la Consulta appare come in visione tangenziale e si combina con le vedute ugualmente tangenziali della facciata sud-est del Quirinale o con la sagoma concava delle Scuderie. Solo arrivando dalla Tartaria si ha una visione frontale, ostacolata però dalla presenza dei Dioscuri. Fuga ha tenuto conto di questa lettura obbligata, puntando su piccole vibrazioni chiaroscurali e su semplici partizioni ottenute, facendo sporgere la parte centrale e inserendo sopra i portali elementi scultorei, sporgenti, che sottolineano la triassialità. Soprattutto ha tenuto conto della quinta del Quirinale, che voi vedete qui sulla sinistra.
che si osserva per chi entra nella piazza insieme a quella della Consulta. Alla maestosa sobrietà del palazzo cinquecentesco Fuga offre un accompagnamento che non solo non mette in crisi il ruolo dominante del Palazzo Pontificio, ma ad esso si sottomette esplicitamente, ricorrendo per qualificarsi non alla monumentalità, ma alla grazia, alla densità vibrante degli ornati ed alla chiara individuabilità delle parti. L'ornato non si distacca granché dai modelli seicenteschi, ma rivela la ricerca di una nuova aura che è giusto definire arcadica. Si tratta di quella grazia settecentesca che non ha nulla di rivoluzionario, ma si adegua allo spirito dei tempi, escludendo però le inflessioni leziose del rococò. Fuga del resto aderì all'Arcadia, scegliendo il nome di Dedalo ippodromaico, mentre la moglie romana, Angela Ponetti, volle chiamarsi Arianna Cinosuria, nomi che fanno pensare a una predilezione del marito per i cavalli e della moglie per i cani. La struttura fondamentale della facciata è tripartita per via dell'ordine centrale che sporge secondo un modello assai diffuso nel secolo precedente. In un primo tempo il corpo centrale si sviluppa in verticale, poi un'istanza di semplificazione, che non è detto che venga solo dall'alto, lo spinge a cercare una vibrazione continua che attraversa tutta la facciata e dà la sua conferma orizzontale nelle file di bugnato e nelle striature orizzontali. Il bugnato gentile che fa una delle prime apparizioni sulla scena architettonica. Guardate, questi disegni sono eseguiti con eccezionale finezza, il chiaroscuro è reso con grande competenza. In questa, che è la prima soluzione, la sporgenza centrale fa eco alla ricerca borrominiana e lo si vede chiaramente nel timpano. Probabilmente Papa Corsini, che voleva un edificio più semplice, richiede una seconda soluzione e fa abbandonare a Fuga questa soluzione affascinante che derivava dalla libreria di Michelangelo a Firenze, la Laurenziana. Come vedete, diciamo, la finestra è collocata al di sopra di un pannello murario e, diciamo, al lato di questo pannello la parete è scavata fino a individuare un secondo strato in cui ci sono queste bugne. È effettivamente un ricordo michelangiolesco, presente ovviamente in un personaggio come Fuga, che da Firenze veniva e a Firenze si era formato. Di fatto il primo progetto esprime più direttamente il gusto dell'architetto e le sue incertezze. L'ordine in negativo, sostituito dagli incassi ritmati da due lesene, traduce in grazia la tensione drammatica della Laurenziana di Michelangelo, mentre il corpo centrale sembra memore delle movenze borrominiane, come dimostra anche il frontespizio. Dobbiamo ringraziare l'architetto Fusco, direttrice del Gabinetto delle Stampe, che ci ha consentito di farvi vedere questi disegni non attraverso le solite fotografie che girano, ma attraverso una diretta riproduzione che consente di valutare in pieno la finezza del disegno. Ecco, questi elementi, in particolare il timpano spezzato che deriva da Palazzo Falconieri, dove effettivamente il Fuga ha lavorato, fanno capire che appena arrivato da Firenze la sua attenzione si rivolge principalmente a Borromini. È da pensare che Fuga condividesse il parere di Monsignor Bottari, con cui poi ebbe una grande frequentazione, che era appunto il bibliotecario di Neri Corsini, cardinale nipote di Clemente XIII.
Bottari considerava San Carlino un miracolo dell'arte, ammirando sommamente la semplicità del piccolo chiostro che fa rimanere stordito anche chi non sa di architettura né cosa alcuna del disegno. Pur essendo appunto influenzato dall'illuminismo, Bottari non censura Borromini e trova invece in Borromini quello che altri non trovano, cioè non il barocchismo, la sfrenata voglia decorativa, ma invece questo linguaggio che, come vedremo, avrà una grande importanza per la carriera del Fuga. Ma vediamo altre tangenze borrominiane. Qui si tratta addirittura di una citazione. Questa è una caditoia, un elemento molto semplice. Quella di sotto è quella del Palazzo della Consulta, quella di sopra è quella del cortile della Sapienza, disegnata appunto da Borromini. Qui vedete un altro dettaglio, scusate. Ecco, un altro dettaglio in cui si sente l'influenza borrominiana, da una parte una finestra di Palazzo Barberini, dall'altro un dettaglio della Consulta. Naturalmente non si tratta di scopiazzature, si tratta invece di reinterpretazioni secondo un gusto personale raffinatissimo, ma si tratta però di reinterpretazioni dirette che non passano attraverso il borrominismo di maniera che era in voga nella Roma degli anni *20, in cui Fuga arrivò diciottenne. Ecco, un altro elemento che rimarrà caratteristico di Fuga è questo concio di chiave dell'arco che viene inserito anche dove c'è soltanto un architrave. Ecco un altro esempio di tangenza, qui addirittura siamo quasi a livello della copia, e l'idea di forare la superficie tra il timpano e la cornice, anche questa è un'idea squisitamente borrominiana, a cui tuttavia Fuga da un'interpretazione personale. Questo che vedete sulla destra è un capitello sempre della facciata della Consulta, con questa striatura che viene direttamente da Borromini. Ecco, gli elementi su cui si concentra l'attenzione di Fuga, che rimarranno tipici del suo approccio architettonico, si possono contare sulle dita. Uno di questi è la mensola. Qui lo vedete ripetuta 3 volte in modo sempre diverso. Ecco, qui ancora la vedete sotto il concio di chiave dell'arco. Il punto di partenza chiaramente è Michelangelo, la Laurenziana, questo elemento a cui Michelangelo dà un valore scultoreo indimenticabile. Ecco, Fuga lo reinterpreta in 1000 modi diversi, ma di solito, diciamo, dandogli qualcosa di nervoso, ne fa un elemento caratteristico del suo stile. Un altro degli elementi importanti a cui Fuga tiene molto è il coronamento degli elementi verticali. Ecco, in questo caso nella facciata di Santa Cecilia la sottolineatura è fatta con delle statue, ma normalmente sono gli orifiammi quelli che coronano gli edifici di Fuga. E qui vediamo un altro caso di mensola trattata, come vedete, in modo figurativo, è un po' paradossale, ironico. Ecco, poi questa è la versione finale del palazzo in cui viene inserito quell'elemento centrale. Anche questo è un elemento che ricorre spesso. Comunque purtroppo non ci sono più sopra il coronamento del palazzo quegli orifiammi che invece, come vedete, nel disegno definitivo ci sono ancora, e più ancora c'erano nel disegno originale. Degli orifiammi molto strani, come vedete le fiamme vanno in 3 direzioni diverse. Ancora un residuo delle idee che c'erano nel primo progetto si manifesta nel modo in cui viene trattato l'elemento della balaustra della balconata, delle 3 finestre centrali, che è effettivamente sbalzato dal fondo
con una sporgenza di gusto sicuramente borrominiano. Ma veniamo all'elemento funzionale del palazzo, la distribuzione interna. Osserviamo il blocco della Consulta dall'alto. Adesso, è un prisma a pianta trapezoidale, con uno scavo a pianta rettangolare al centro. Da questo punto di vista si apprezza la compattezza del blocco e il suo preciso orientamento verso la piazza, marcato dalla rifinitura di una facciata che non è solo un piano, ma è rivolta sui lati facendo del blocco geometrico puro un blocco decisamente orientato gerarchicamente. Come vedete, infatti, la facciata sulla piazza è risvolta per due assi anche lungo le strade laterali. Il ruolo delle altre facciate non è meno chiaro e incisivo. È il ruolo urbanistico che determina questa differenziazione tanto chiara quanto armoniosa. L'edificio risponde alla domanda che gli rivolge la città. La piazza vuole la singolarità, l'eccezione, la densità qualitativa. Le strade urbane vogliono l'ossequio alla norma, la confrontabilità con il resto del tessuto urbano, il che non esclude la corretta proporzione e il controllo delle relazioni tra le parti. Prosa e poesia, insomma, si confrontano, non si separano, ma si integrano e la città trionfa con la sua logica che mette a confronto realisticamente superbia e umiltà, coralità e protagonismo, individualità e comunità. Del Palazzo della Consulta va messo in rilievo l'eleganza e la funzionalità del modello distributivo, ossequio convinto del Fuga alla utilitas vitruviana. Le istituzioni da ospitare sono due. La prima è la Congregazione della Sacra Consulta, che svolgeva attività sia giuridiche che amministrative. Il Tribunale della Consulta era l'organo giurisdizionale supremo dello Stato, della Chiesa, chiamato a risolvere controversie di ogni genere, ma anche ad occuparsi di salvaguardare la pace e la sanità pubblica. La seconda istituzione era la Segreteria dei Brevi, responsabile della preparazione e spedizione dei brevi pontifici, che erano utilizzati per la concessione di privilegi, dispense e indulgenze, per la designazione di prelati, per il conferimento di titoli e onoreficenze, per inviare messaggi e doni da parte del Papa. Insieme alle due istituzioni il palazzo doveva ospitare anche due corpi militari equestri, quello dei cavalleggeri e quello delle corazze. La suddivisione degli spazi tra le quattro funzioni avviene in verticale lungo l'asse longitudinale e in orizzontale attraverso i diversi piani sovrapposti collegati da rampe di scale. La necessità di ospitare non solo i militari ma anche i loro cavalli costrinse l'architetto a riservare alle stalle l'intero piano seminterrato. Lo vedete, la parte in verde, in viola è quella riservata agli animali. Nella facciata d'ingresso al pian terreno che vedete sulla destra ci sono anche dei locali appunto che non sono abitati dagli animali ma sono le sedi delle due guarnigioni, e però ci sono anche degli ambienti che riguardano invece la parte superiore che ospita appunto le due segreterie.